Sabuda. Bella ragazzi, qui è Sabuda. Allora, questo lo prendo subito. Benvenuti alla come si dice? Ottava puntata. Come si dice poi? Stavo pensando, scusate perché sono un po' sovrappensiero. Comunque, benvenuti all'ottava puntata. Sì, certo. Oh, mi sono perso. Alla nona puntata di Hardcore Minecraft di Sabuda. Ho notato che la serie vi sta piacendo. Mi scuso ancora se un paio di puntate fa ci fosse quel problema della luminosità, ma come potete vedere dalla scorsa puntata, tutte le ultime puntate, quel problema non c'è più. Oltre a quello, mi volevo scusare per il fine settimana scorso, precisamente per venerdì e sabato, che avrei dovuto caricare il terza analisi di Battlepool, che comunque arriverà, cioè, anche se non è arrivato in quel fine settimana, comunque ce l'avrete a disposizione. E mi scuso perché comunque ho avuto un po' di problemi vari che mi hanno lasciato un po' distratto da YouTube, che comunque, nonostante sia una distrazione, quando magari siano delle altre priorità, perché come potete sapere la vita reale è un po' più una priorità, quando siano delle altre priorità si cerca magari di andare incontro a quelle priorità e poi dopo si passa effettivamente allo svago, perché per me YouTube non è altro che svago insieme a voi. Non è sicuramente un lavoro, è un impegno, ma è uno svago. E poi, quindi, scusatemi ancora, spero che non succeda più. E se succede comunque ancora cioè se succede che magari non sarò al massimo della tranquillità, ve lo dirò, non abbiate paura. Aspettate che qua apro e metto una torcia, perché così so che si può venire anche qua. Sì, infatti mi sa che dobbiamo continuare qua dall'altra volta, da dove ho iniziato la puntata. Da qui, da qua sopra. Boom. No, mi ha fatto volare la torcia, bastardo. Sì. Comunque, vediamo un pochettino. Qua c'è lava. Siamo alla ricerca di diamanti, ragazzi. Ma ne avevo già trovato? Mi sa che ne avevo già trovato e messo su, però non bastava uno. Quindi dobbiamo trovarne altri. Qua c'è lava. La possibilità di trovarne non è poca. Però magari ce ne fosse qualcuno scoperto al posto di dove fare il 2x2, eccetera eccetera. Qui che cacchio c'è? Vediamo un po'. C'è un tubo. Perché i diamanti? Perché così potremo scaricare. Che cazzo dico? Perché così potremo creare il portale per il Nether. E creando il portale per il Nether potremo iniziare a rendere la serie un po' più movimentata. Quindi adesso vediamo qua di raccogliere un pochettino il ferro che abbiamo visto e anche la materia rossa. Ti pareva che non doveva rimanerne uno? Allora, mettiamo torcia. Va che magari dietro sto ferro c'è diamante. A che altezza siamo a proposito? 11. Dovrebbe essere un'altezza anche abbastanza buona per trovare diamante. Quindi vediamo un po'. Sì. Ci ho pulito un dito che uso per la tastiera. Aia. Fastidioso. Qua non c'era nulla. Dov'è l'altro ferro? Quello lì è ferro. Lo prendiamo così, tanto era un ferro solitario. Anche qua. Qua già non è solitario però. 2. Allora vediamo qui. Lì sopra si può salire, bene così. Magari c'è qualcosa di interessante. Poi però qua iniziamo a... Non è servita moltissimo. La voglio togliere questa lava, ragazzi, perché è un po' rischiosa.
No, fanculo. Vediamo un po', magari sono riuscito a toglierla quasi tutta. Se non sono il massimo dell'allegria, comunque ragazzi, sappiate che sto registrando nonostante la non altissima, non l'altissimo morale. Però lo faccio perché comunque mi diverte, è una distrazione ed è divertente. E mi piace soprattutto stare in vostra compagnia, anche se al momento sono da solo mentre registro, però comunque so che questo lo vedrete voi, dunque praticamente è come stare in vostra compagnia. Che qua forse non abbiamo ancora esplorato, anzi mi sa di sì perché ci sono torce. Beh, ok là. No, non abbiamo ancora esplorato. Figo, è un altro canyon. Lol. Ok, qua abbiamo visto dell'auro. Ah, qui c'è un... si può passare. Bene, bene, stiamo... rumore di Enderman. Bene, bene, stiamo trovando vari punti, ragazzi. Questo è un bene perché se non troviamo davanti in un posto, almeno non dobbiamo andare a cercarci un'altra caverna, ma sappiamo che c'è questa. Qua, come al solito, mettiamo le torce in tutti i cosi delle scalette, così sappiamo che possiamo venirci. Qui non mi ricordo cosa ci fosse. Ah, sì, qua è da dove ero venuto. Là sotto non c'era nulla, quindi possiamo anche continuare, io direi, da questa parte. Poi, come avete visto, là sopra c'è anche un passaggio, forse. Si può anche andare. Poi dopo vediamo, però prima passiamo qua. Facciamo anche un altro modo per passare, va? Che più centrale è meglio. Vabbè. Tu girato da un'altra parte. Ovviamente mi colpisci. Ah, pensavo chissà che cosa mi stesse uccidendo. Ed era la fame. A proposito di fame, che cosa c'è da mangiare appresso? Pollo e una bistecca. Mi sa che... vabbè, quanta carne di zombie ho? Abbastanza, però... vorrei evitare di morire di fame, ragazzi. Speriamo di non fare minchiate. C'è qualche Enderman da qualche parte qui. Però aspettate. Qua ci stavano le torce. Allora, vediamo l'orario un attimo come al solito. Ok, un'altra decina di minuti e chiudiamo. Boom boom. Odio totalmente i rumori di Enderman. Non so se voi li sentirete perché magari abbasso un po' il livello del gioco rispetto alla voce, però dovreste sentirli senza problemi. Prendiamo anche questo auro. Ok. Qui sotto siamo venuti. E qua c'era l'altro canyon. Io direi di andare prima qua. Eccolo là. Andiamo a vedere un po'. Voglio vedere, ragazzi, cosa c'è ovunque perché non si sa mai. Ci si trova il diamante lì, poi alla fine però non c'è una minchia. Allora lo trovi dove proprio non pensi che possa essere. Allora, qui se continuo andiamo solo a perderci e non ne ho voglia. Torniamo indietro. Di ferro quanto ne ho preso anche sta sessione? Minchia, 31. Vabbè, dai, prendiamo anche questo perché ti attira il ferro. Un po' come tutto in questo gioco. Ok. Vediamo un po'. Enderman. Io sono arrivato da qua. Ok, stavo andando verso questa parte. Iniziamo a bloccare questo e a mettere una torcia. Che questo potrebbe anche essere un buon posto. Non sembra malaccio. E infatti scende ancora. Bello così. Prima passiamo da qua però.
Muori. Ragno. Qui nulla, mi sa. Per ora nulla. Ferro. Si scende ancora qua. Quindi questa dobbiamo considerarla buona come strada, ragazzi. Minchia, ragazzi, che figata però. Nell'hardcore ho trovato subito una grotta favorevole. Questa non è una cosa comunissima, Cioè, anche ho fatto altri hardcore per i cazzi miei, così solo per svagarmi. A parte che ero morto subito ogni volta. Quindi è già una fortuna che qua non stiamo morendo subito. Forse perché sono un po' più discreto io, anche per non morire in vista delle puntate. Vediamo un pochettino. Io non ho legna. Quindi se finisco sto piccone sono nella merda. Allora ragazzi, dobbiamo tornare su. We must tornare su. Non qua sicuramente. No, non qua, era qui. Dobbiamo tornare su perché bisogna prendere l'innazza. Ma scusa, ma non me ne sono portata. Che idiota. Ok, da qua. Qui. Vediamo se mi ricordo, speriamo di sì. Ok, finora non... Ok, questo dovrebbe essere il canyon. Però le scale dovrebbero essere da quella parte, ragazzi. Quindi adesso facciamo così, torniamo a casa. Eccole là le scale. Torniamo a casa in modo che io mi preparo, così che ci prepariamo per la prossima sessione. Tanto abbiamo visto un paio di posti da esplorare e non vedo l'ora perché sono curioso di sapere cosa ci sia. Comunque, prima di chiudere la puntata, mentre che salgo per tornare a casa, volevo... allora, da dove si passava? Passiamo da qua. Volevo dirvi una cosa. Allora, io ringrazio più persone tra i miei iscritti. A parte che vi ringrazio sempre tutti quanti perché comunque date supporto, o comunque se non ci foste voi io non potrei fare nulla, diciamo. Non è qua. Non potrei far nulla. E quindi vi devo ringraziare sempre infinitamente per il sostegno, eccetera, eccetera. Mi sto perdendo? Vediamo un po'. Non mi sembra che mi stia perdendo. Vabbè, io mentre faccio la strada la cerco, così almeno se mi perdo ho tempo di dire... No, comunque sì, era da questa parte qua. Faccio così, metto anche qui le torce ad uno, perché così capisco che è la strada per tornare a casa. Eccola qua. Lì c'è la puttana. Non farlo mai più. Ringraziarvi tutti quanti per farvi sentire... Perché cazzo non trovo la strada? Per il ah, ecco. E ringraziarvi tutti quanti. Aspettate che... Ringraziarvi tutti quanti per il supporto. E alcune persone in particolare, in certi momenti in cui magari ho messo gli stati dove dicevo che ero un po' di umore così e quindi magari non sarebbero usciti i video, eccetera, eccetera, e mi sono stati abbastanza vicini e... Questo è una cosa che mi fa piacere perché io ho sempre pensato che fosse giusto cercare un rapporto più umano, cioè cercare un rapporto del tutto umano con i propri iscritti, umano in cui se voi avete un qualsiasi problema di qualsiasi genere, a scuola, sentimentale, cose del genere, potete chiedere a me se avete bisogno di qualsiasi cosa. E viceversa, in cui magari se io c'è un momento in cui magari mi sento solo perché i miei amici sono impegnati, perché la mia ragazza non può rispondermi, eccetera, eccetera, e allora mi fa grandissimo piacere parlare anche apertamente con voi, non ho alcun tipo di problema. Questa puntata non dico che sia stata monotona, però è stata sicuramente un po' meno
vivace delle altre, proprio per questo motivo qua, per il fatto che, se non sbaglio il cibo l'ho messo su, ragazzi, per il fatto che non è un periodo bellissimo, è un periodo un po' medio, diciamo, e con questo, però, un po'. E con questo io mi farei altre. No, qua sono i drop delle merdate. È un periodo medio e quindi cerco di essere un po' più tranquillo piuttosto che euforico urlando e dicendo chissà che cosa nei video. E infatti, come potete vedere, ho anche diciamo ho affrontato un discorso un po' più elaborato quest'oggi. Allora, innanzitutto io adesso continuo, ve lo faccio vedere mentre preparo qui poco a poco. Metto un altro fornetto perché così vediamo quanto carbone c'è. Mamma mia, va. Però ci sono poche torce, quindi potremo fare esattamente questo. Ci facciamo tantissime torce, in modo che comunque abbiamo sia carbone che torce. Mettiamo a cuocere qua il ferro e il coso. Qua un pezzo di ferro e qua il restante ferro. E questo però ce le prendiamo. Qui ci sono le materie preziose, un sacco di materia rossa che penso non me ne farò mai nulla. Bastoncini, occhio di ragno che va qua. Questo per fare frecce, un po' di piume, ma comunque ne posso fare 4 e non... Vabbè, dai, le facciamo. Facciamo le frecce. Vabbè, io come un idiota vado a fare le frecce senza prendere le cose. Ok, così. Quindi, ragazzi, qui nella costruzione delle 4 frecce da aggiungere alle 43 precedenti, io vi dico che possiamo chiudere la puntata. Grazie per l'ascolto, grazie per il supporto, grazie per tutti i mi piace, tutti i creeper che ci sono davanti alla porta, eccetera, eccetera. Ciao, bel creeper. Ci sentiamo alla prossima, bella.